Oggi i soci di tutte le federazioni provinciali del Veneto sono qui a Verona per chiedere al governo di stanziare e di sbloccare subito i fondi per quanto riguarda la gestione del rischio e le polizze agevolate in agricoltura. Solo per la nostra regione si tratta di una cifra che si aggira attorno ai 100 milioni di euro e oggi con noi in altre 4 regioni del nord Italia altrettanti soci, centinaia e migliaia di soci sono radunati per lo stesso motivo. Vogliamo chiedere oggi con un documento formale al prefetto lo sblocco di questi fondi e soprattutto mettere in campo delle proposte per riformare il sistema assicurativo di cui oggi il nostro mondo ha bisogno. Abbiamo registrato 9 miliardi di euro di danni solo nel 2024 per il cambiamento climatico, 20 miliardi nell'ultimo triennio, oltre 3.000 eventi climatologici che hanno danneggiato le nostre colture e le nostre aziende nei 12 mesi del 2024. Su questo noi vogliamo essere supportati dal Governo e dal Ministero dell'Agricoltura, che già ha dimostrato la sua sensibilità e la sua vicinanza e che riteniamo possa essere al nostro fianco per dare uno strumento indispensabile ai nostri agricoltori.